Secondo Pietro, capitolo 1. Indirizzo. Io, Simon Pietro, serve apostolo di Gesù Cristo, scrivo a voi, carino dall'amore di Gesù Cristo, Dio nostro e Salvatore nostro. Avete avuto pure voi una fede preziosa come la nostra. La razza e la pace potessero essere ravagate in cuore a voi, cara razza, per mezzo della conoscenza di Dio e Gesù Cristo. Appella alla santità. La potenza di Gesù Cristo ha dato a noi tutto quello che ci serve per campare in una vita santa, perché Esso ci ha fatto conoscere Dio. Ci ha chiamato pure a noi a fare parte della gloria sua e della potenza sua. Esso ha dato a noi tutto quello bene a così rosso e prezioso che è stato promesso a noi. E a così pure voi ha rasato tutti quei vizi e questo mondo che già ambiziavano avete potuto fare parte della stessa natura di Dio. Perché se sforzatevi sempre a che ogni ravvicina la fede vostra, pure una vita che ne è virtù, e avvicina a questa vita che ne è virtù, a conoscenza di Dio. E chi conosce Dio si imparasse a tenere in mente, a esse a sopportare con coraggio tutte le cose storte della vita, e vuole bene o Signore. E poi volitevi sempre bene l'uno con l'altro, come a tanti frati. Se vi comporterete sempre così, non camparrete a tenere la panza, e potrete far passare assai rosse in la conoscenza di Gesù Cristo, che è il Signore nostro. Chi non si comporta così invece è come un ciecato, che non sa mai a dove va, non arriva mai a conoscere il Signore, perché si scorda impressa e Dio, che l'ha liberata, rinda a tutti i peccati, e che essa aveva fatta per passato. Perché essa dica a voi, che siete frati miei, sforzatevi e non vi scorda mai Dio, che vascio vi ha chiamato. Facendo così non potrete cadere chiudi in infamità. Anzi, sarà sparanzata innanzi a voi che la porta che si farà trasirindo il regno eterno è Gesù Cristo, che è il Signore nostro e il Salvatore nostro. Motivo della lettera. Proprio per questo io voglio ricordare sempre tutte queste cose, pure se voi già sapete rimanete fermi rindo a quella verità che avete avuto. Io penso che potesse essere una cosa buona, ma andando scetate, spunzunatevi tutto il momento, zina quando il Signore mi farà campare in da tenda, ro corpo, in coppa a sta terra. Perché il Signore nostro Gesù Cristo me l'ha fatta capire, ma voglio fare con voi una cosa, che pure troppa morta mia, voi potesse far ricordare tutte queste cose. A testimonianza apostolica e profetica. La verità, quando abbiamo parlato di Gesù Cristo, che è il Signore nostro, che è venuto in questo mondo, tutta la potenza sua assai rossa, non ci siamo servuti con la fattoriella, mandata con una rossa abilità, perché noi abbiamo visto proprio con l'occhio nostro tutta la grandezza sua. Issa ha veramente avuto a noi a rolia, rinde in mano rubate e noi abbiamo sentito la voce di Dio Onnipotente. Veramente stavo insieme con essa, coppa a chi lo mondo santo, quando rinde a rolia tutta la grandezza sua. Fu indirizzata a essa questa voce per noi. Questo è il figlio mio, che voglio bene assai e che l'ha giù mandato in mezzo a voi. E proprio perché essa verifica che tutte le parole dei profeti sono degne e fede assai più prime, e voi farete una cosa buona da tenere sempre a mente, rinda capa vostra, e da guardare sempre con attenzione, perché queste sono come una cannella che si prende rinda un pizzo che ne scurore, zino a quando non spunterà il giorno che la stella la mattina, allumerà tutte le cose vostre. Non vi scordate mai questo. Tutti i profeti del passato non hanno mai parlato di piacere loro. Sono stati invece uomini che hanno parlato sotto la puntata dello Spirito Santo e hanno parlato sempre a nome di Dio. Per questo nessuno mai è capace di spiegare solo che forza sono tutte quelle profezie che stanno scritte in la Bibbia.